È perché grazie. È perché ci hanno imbrogliato da piccoli, questa è la verità. Ci hanno insegnato, ai bambini hanno insegnato che c'erano le belle addormentate, per esempio. Non è vero, quando sono belle non sono mai addormentate, quando sono brutte neanche, anzi ancora meno, perché devono recuperare il tempo perduto, l'handicap, capito? Cioè, quindi ci sono dei problemi. Alle bambine hanno insegnato che esistono i principi azzurri. Appena arrivata all'età da marito, la mamma gli ha spiegato che il vicino di casa bancario con 16 mensilità, la mutua e tutto andava benissimo. Da azzurro il principe è stato declassato a grigio, ma quello che conta è la sicurezza sociale. Quindi non è vero, sono tutte storie. Non parliamo poi come ci hanno ingannato con i fumetti di Walt Disney, poi. Paperino, Paperina, Orazio e Clarabella, Topolino, Minni, che fingono degli amori che non si sa bene cosa siano, perché intanto sono 40 anni che sono assieme e non sono sposati, perché non li ho mai visti, vivono ognuno a casa loro. Orazio e Clarabella no, sono più francesi, fanno capire che vivono insieme, si affacciano ogni tanto dalle finestre, ci sono dei panni stesi, insomma un po' tipo film Marcel Carné, si vede che c'è del neorealismo, lei c'ha le corna, cioè è tutto, è vero, insomma si vede che c'è la cosa. Invece gli altri no. Quando viene sera Topolino torna a casa sua, Minnie a casa sua, eccetera, e si palleggiano degli strani nipotini, che quelli sono figli loro illegittimi, chiaramente, no? È evidente. Che poveretti, oltre ad avere questa disgrazia di essere così involontariamente, disgrazia perché poi non è assolutamente, però succede, non sono neanche poi molto intelligenti, oppure sono troppo furbi, ancora non ho capito, perché hanno 40 anni e fanno ancora i Boy Scout, anzi le giovani marmotte si dice. Quindi anche lì è da chiarire un po' tutto. Vedete, ci hanno raccontato un po' di storie, ma in effetti noi ci siamo voluti ingannare, perché tutto il nostro sistema è basato sull'inganno, cioè soprattutto sul fatto di ingannare il prossimo sulla nostra vera situazione. L'importante è non far sapere che noi abbiamo preso una fregatura, cioè quando le cose vanno male ce le teniamo tra di noi, non le andiamo certo in giro a dire, gli altri non devono saperlo, e siamo disposti a fare anche la figura del burrattino, dell'arlecchino nelle mani del proprio partner. L'importante è che gli altri non si accorgano. Sincera come un fumo di sera, trasparente eppur sembri nera, amore caro, amore bello, non ti voglio più. Ho visto cattedrali di luce nel cuore, troppo sole può fare morire, amore caro, amore bello, non ti voglio più. Un uomo, ma chi è? Non dire che assomiglia a me. Mani non le ha, oppure sì. E poi cosa? Io muoio, araia, rara. Io se lascio te son solo, ma insieme a te io vedo che un fantasma c'è. Nai na 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 nai na na. Ma cosa accade? Tu non piangi, non ridi stasera, come un bimbo mi guardi severa. Io soffro tanto, tanto ma tanto, non ci credi, eppure forse hai ragione, che strano. D'improvviso mi sento arlecchino, rido e ballo e ti prendo per mano, amore caro.